Denunciate due persone, padre e figlio. Secondo la ricostruzione degli uomini della Capitaneria e della Polizia, grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, sarebbero loro gli aggressori del comandante della Capitaneria, Massimo Di Marco. I due uomini adesso dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di violenza e aggressione a pubblico ufficiale, minaccia, lesioni, danneggiamento e ingresso non autorizzato in area militare. I due si sarebbero recati in Capitaneria insieme ad una ventina di persone subito dopo l'arresto di due uomini. Poco prima, infatti, gli uomini della Capitaneria avevano sorpreso tre presunti pescatori su una barca con le reti calate in porto. Rischiavano al massimo una sanzione amministrativa, ma secondo l'accusa avrebbero opposto resistenza, minacciato e cercato di aggredire, e uno è riuscito a scappare. I due sono stati così portati negli uffici della Capitaneria, dove su disposizione del PM di turno sono stati posti agli arresti domiciliari, e stamani a loro carico si è svolta al Tribunale di Agrigento l'udienza per direttissima. I due uomini comunque non avrebbero preso parte ai tafferugli avvenuti dopo il loro fermo in Capitaneria. Dopo l'aggressione il comandante Di Marco ha dichiarato che non intende lasciare Porto Empedocle. Se il suo mandato scade al compimento del secondo anno e sono già trascorsi 1 anno e 3 mesi, lui ha fatto domanda per rimanere anche un terzo anno. Intanto sono state rafforzate le misure di sicurezza in Capitaneria ed il personale non sarà più disarmato. E non si ferma la sua lotta al raggiungimento della legalità. Uno dei principali contrasti tra il comandante e i pescatori è il pontile comunale, che ha spiegato Di Marco, se non verrà regolarizzato sarà presto posto sotto sequestro. E da una scadenza breve anche il pontile comunale di Agrigento. La città dei Templi, scaduta la concessione demaniale, aveva prima manifestato l'intenzione di regalarlo alla Regione, poi un possibile ripensamento e la richiesta di 2 mesi di proroga per pensarci che scadranno il 30 marzo. Proroga di un paio di mesi chiesta dal Comune di Agrigento in contrapposizione alla richiesta di sgombero sia della Regione Sicilia per motivi demaniali che della Capitaneria per motivi di sicurezza. Quindi a marzo assolutamente il Comune di Agrigento dovrà provvedere allo sgombero del pontile, a meno che nel frattempo la Regione Sicilia non abbia adottato diverse decisioni dal punto di vista demaniale. E tra tante note negative ne arriva una positiva per San Leone. Dopo diversi mesi di attesa, la Regione Sicilia ha approvato il finanziamento sia per i segnalamenti marittimi per l'interdizione all'imboccatura del porto, sia i lavori di dragaggio. Stiamo soltanto aspettando dal punto di vista tecnico che il competente ufficio della Marina Militare dia le caratteristiche dei segnalamenti luminosi che dovranno essere messi all'imboccatura del porto, in aggiunta ai segnalamenti già esistenti da alcuni mesi, per delimitare l'area interdetta dall'insabbiamento. Dopodiché potranno partire anche i lavori di dragaggio che saranno coordinati dal Genio Civile regionale.